77 vigili fuori servizio la sera del Redentore per malattia o altre ragioni, troppi secondo il sindaco Luigi Brugnaro, che ha aperto un'indagine interna annunciando controlli a tappeto sulla legittimità dei permessi. 21enne motociclista veronese muore nello schianto della sua moto contro un'auto a Negrar, corsa disperata in ospedale, ma il Centauro spira dopo poche ore. Tragedia nel Trevigiano, 60enne agricoltore perde la vita dopo che il suo trattore si rovescia mentre stava sfalciando l'erba. L'uomo è rimasto tutta la notte sotto il mezzo, stamani la scoperta della tragedia. Bloccati dai carabinieri di Este i banditi che nel febbraio scorso sequestrarono in casa e rapinarono 2 coniugi padovani. Arrestati 3 stranieri, l'operazione pochi minuti fa. Finito il regime di detenzione domiciliare per Luca Claudio, l'ex sindaco arrestato per lo scandalo tangenti alle terme, è ora libero dopo il patteggiamento. Torre Vainils è toccato agli esperti del 3° reggimento Eugenio Guastatori rimediare al flop di giovedì, abbattere la torre C22 con 20 kg di esplosivo al plastico posizionati a 3 quote diverse. Mostra del cinema, il Leone d'Oro alla carriera sarà assegnato quest'anno a Robert Redford e Jane Fonda, la cerimonia il 1° settembre. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Avete sentito quante novità nelle ultime ore. Allora, cominciamo proprio dall'arresto dei banditi, gli autori di quella violenta rapina a Este, come avete sentito dai nostri titoli. Ci colleghiamo subito con Padova, dove ci dà tutte le ultime novità Valentina Visentin. Valentina. Sì, buongiorno da Padova, sono stati arrestati, sono 3 ragazzi marocchini, sono loro gli autori della rapina violenta che si è consumata il 9 febbraio scorso a Masi a danni dei 2 anziani, Bruno Pevarella di 83 anni e sua moglie Delia di 82. Lo ricordiamo, gli anziani erano stati legati con il nastro adesivo, imbavagliati e rimasti in balia per circa un'ora dei 3 rapinatori che avevano messo a soqquadro la casa rubando soldi, collane, orologi e addirittura un cappotto. Fondamentale è stata la segnalazione di un passante che ha descritto un'auto sospetta che si aggirava attorno alla casa degli anziani proprio nell'ora della rapina. I carabinieri hanno ricostruito la targa e poco dopo a Mantova è stata fermata l'auto con a bordo uno dei 3 rapinatori. È importante anche per le indagini, per individuare successivamente gli altri 2 complici, sono state le descrizioni fornite dagli anziani che si sono ricordati perfettamente come erano vestite le 3 belve. Quindi i carabinieri sono riusciti a rintracciarli e ora sono tutti e 3 arrestati. Si tratta appunto di 3 marocchini senza fissa dimora e con precedenti specifici. Si trovano ora in carcere a Mantova, Rovigo e Vicenza. Ulteriori poi dettagli nell'edizione serale dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, quindi torneremo ovviamente a parlarne anche alle 18:30 con altri dettagli. Invece da ormai più di 24 ore tiene banco questa polemica ancora. Secondo almeno una visione di quanto accaduto, una protesta da parte degli agenti di polizia locale. Di 162 previsti al lavoro per il Redentore domenica sera, 77 non si sono presentati per diversi permessi, esigenze familiari e simili. E ovviamente il sindaco Brugnaro adesso è scatenato. Vediamo le ultime novità. 77 vigili fuori servizio la sera del Redentore per malattia o altre ragioni. Troppi secondo il sindaco Luigi Brugnaro, che ha aperto un'indagine interna annunciando controlli a tappeto sulla legittimità dei permessi, a partire da quelli della legge 104 sull'assistenza di familiari infermi. Tutte motivazioni legittime, puntualizza Brugnaro, ma se usate correttamente e non per altri scopi. È evidente che quanto accaduto sabato sera era contro la città, uno sciopero strisciante di chi non si rassegna ad accettare le regole. Purtroppo c'è gente che pensa di dover lavorare solo se c'è il premio e che lo stipendio sia dovuto. Per questo su alcuni casi singoli avvieremo degli approfondimenti. Piccata la replica dei sindacati che contestano i numeri diffusi dal sindaco. I vigili malattia erano solo 3, sostengono dalla UIL, un'altra decina aveva dichiarato una settimana fa di non essere disponibile ed è stata sostituita. Ferie e permessi sono diritti dei lavoratori previsti dalla legge. Le dichiarazioni del sindaco sono gravissime, chiosa Daniele Giordano della CGIL, e prive di riscontri precisi nei numeri. I permessi erano tutti autorizzati, quindi il comune sapeva esattamente quanti vigili ci sarebbero stati in servizio. Ora ci colleghiamo con Nicola Zanetti invece da Treviso, perché nelle ultime ore un'altra tragedia, ancora un trattore che si ribalta, la morte di un agricoltore. Tutti i dettagli insieme a Nicola.
Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori da Santa Lucia di Piave. La vittima è Renato Braido, 60 anni, di Sarano, di Santa Lucia. Nel dramma Braido la scoperta del corpo è avvenuta soltanto questa mattina, ma in realtà l'incidente è avvenuto ieri sera. Quindi per tutta la notte il corpo del povero Braido è rimasto sotto il trattorino che gli era servito fino a quel momento per uno sfalcio erba vicino all'argine di un canale nella zona dei campi coltivati. Ebbene, stava appunto ieri sera lavorando in questa zona quando, probabilmente tornando indietro a quanto pare dalla prima ricostruzione, il trattorino si è rovesciato e Braido è rimasto sotto il mezzo. Non sappiamo, ancora non è dato sapere se sia morto all'istante nell'impatto oppure se purtroppo sia rimasto a lungo agonizzante. Il problema è che, vivendo da solo, nessuno si è accorto per diverse ore che non era tornato, e soltanto stamattina, poco prima delle 9, alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere edile lì vicino hanno visto il trattore, hanno visto il corpo, hanno chiamato i vigili del fuoco, i soccorsi, i carabinieri ovviamente, il SUEM e poi anche lo Spisal. Purtroppo però per l'uomo non c'era nulla da fare. È tutto da Santa Lucia di Piave, a te la linea. Grazie a Nicola Zanetti. È morto un 21enne motociclista, incidente avvenuto nella notte ad Arbizzano di Negararre in Valpolicella nel Veronese. La moto del giovane si è scontrata con un'auto. Il motociclista Alberta De Bastiani è stato trasportato dai sanitari del 118 in gravissime condizioni al Paolo Confortini a Verona, ma è morto dopo poche ore. Buona la seconda per quanto riguarda la Torre Vinyls, abbattuta ieri pomeriggio dopo il tentativo, ricorderete, infruttuoso di giovedì. Le immagini. Tre potenti esplosioni, una breve oscillazione, poi il crollo. In una manciata di secondi se n'è andato un pezzo importante della storia di Porto Marghera. È toccato agli esperti del terzo reggimento Genio Guastatori rimediare al clamoroso fallimento di giovedì e abbattere la torcia CV22 con 20 kg di esplosivo al plastico posizionati a tre quote diverse. Un'impresa non facile, inizialmente sottovalutata l'abbattimento del colosso di 153 metri. L'intervento dei militari con il plastico, uno dei più potenti esplosivi esistenti e perciò in dotazione solo all'esercito, è stato necessario dopo che la torre aveva resistito al primo tentativo di demolizione con la dinamite. L'abbattimento, annunciato per le 10:30 di domenica mattina, è invece andato in scena a metà pomeriggio. Meglio prendersi tutto il tempo necessario che ripetere la figuraccia. Ancora incerto, almeno nelle tempistiche, il destino dell'altra torcia, la CV24, più alta di 12 metri rispetto alla sorella. Inizialmente doveva andare giù venerdì, ma tutte le operazioni sono state bloccate dopo quanto accaduto il giorno precedente. Al momento i guastatori non sono stati contattati per l'abbattimento di questo secondo gigante, ma solo del primo, che andava eseguito urgentemente per evitare il pericolo di un crollo. La Guardia Costiera ha soccorso una barca a vela in difficoltà al largo della bocca del porto di Lido di Venezia. A bordo un'imbarcazione che aveva una grave avaria al timone. C'erano 2 adulti e 8 ragazzini tra i 12 e i 16 anni di età. La motovedetta ha intercettato la barca a vela, ha caricato 9 persone a bordo, le ha portate a terra lasciando il solo skipper sul mezzo in avaria in attesa di un'altra imbarcazione per il traino. L'uomo però, trovandosi ancora in difficoltà, è stato soccorso a sua volta da un gommone. Decine di telefonate sono arrivate, invece torniamo adesso nel Padovano, le forze dell'ordine da parte dei residenti di Monselice. Il motivo? Una mega festa, un rave party non autorizzato. Musica a volume altissimo per più di 12 ore e 200 persone circa che hanno ballato tutta la notte, un cosiddetto rave party in piena regola, insomma, che ha fatto infuriare decine di residenti di Monselice che hanno tempestato di chiamate i centralini delle forze dell'ordine. La festa si è svolta dal pomeriggio alla mattina del giorno dopo, organizzata da un trentenne in un'area agricola privata e recintata. Allertati dai residenti, i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno identificato alcuni partecipanti e arrestato un trentenne vicentino. La musica, le urla e gli schiamazzi, con i partecipanti arrivati da tutto il Veneto, attrezzati con tavoli, gazebo e tende, hanno trasformato il terreno agricolo in una specie di discoteca, tanto che alcuni assessori si sono recati sul posto per rendersi conto della situazione. I carabinieri hanno chiesto di abbassare la musica, ma trattandosi di festa privata le norme sono diverse, e poi hanno arrestato un trentenne di Gambugliano nel Vicentino che è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana oltre a LSD e hashish. Ora potrebbero arrivare anche alcune denunce presentate dai residenti più arrabbiati.
Ora è nuovamente un uomo libero, parliamo dell'ex sindaco di Abano Terme Luca Claudio, revocati anche gli arresti domiciliari cui era sottoposto da circa un mese. Luca Claudio è un uomo libero, revocati anche gli arresti domiciliari, l'ex sindaco di Montegrotto e Abano Terme ha riavuto i documenti e ora è a tutti gli effetti libero. Dopo un anno circa trascorso tra il carcere Due Palazzi e i domiciliari e un patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta Tangentopoli delle Terme, ora Claudio non ha più alcun provvedimento restrittivo a suo carico. I suoi legali potrebbero chiedere l'affidamento in prova per saldare ciò che resta del debito con la giustizia, ovvero lo svolgimento di lavori socialmente utili. Nel frattempo è stata fissata per ottobre l'udienza in tribunale per verificare un'altra accusa, quella relativa a una presunta tangente sulla bonifica della discarica di Giarre, frazione di Abano, del valore presunto di circa 280.000 euro. Intanto la Guardia di Finanza indaga su un lascito di 600.000 euro donati da un benefattore padovano a un'associazione che si occupa di aiutare i bimbi dell'Africa e che le Fiamme Gialle sospettano siano legati in qualche modo all'ex sindaco di Abano. I soldi depositati in un conto sono stati bloccati dai finanzieri. Dell'associazione, ora sotto la lente degli investigatori, fa parte anche Marco Claudio, il fratello dell'ex sindaco. Ora ci spostiamo invece a Santa Maria di Sala, un grave incendio sabato sera in un centro commerciale. Chiaramente adesso c'è la preoccupazione per i tanti dipendenti che lì erano al lavoro. Che futuro avranno? Ci dà altre indicazioni, dettagli in diretta Ilaria Marchiori. Ilaria. Una buona giornata a tutti i telespettatori. Come avete già anticipato, c'è stato un vasto incendio sabato sera poco prima della mezzanotte nell'attività di pulitura di un centro commerciale Prisma in via Grandi a Santa Maria di Sala. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo con 10 automezzi antincendio, tra cui 35 operatori, e sono arrivati da Mestre, Mirano e anche Padova. Sono riusciti a circoscrivere l'incendio e spegnere le fiamme in breve tempo, evitando anche l'estensione alla copertura di tutto l'edificio. Nessuno è rimasto ferito. Il fumo e le alte temperature hanno invaso poi anche l'intero centro commerciale che al momento è inagibile, infatti stanno lavorando anche oggi e sarà così un po' per tutta la settimana. Sul posto è giunta anche la squadra dei Vigili del Fuoco NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, per la decontaminazione del personale per la presenza di amianto che c'è sulla copertura del tetto, ed è stato attivato anche il NIAT, il nucleo investigativo antincendio territoriale, proprio per accertare le cause del rogo. Come abbiamo già detto, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio tutt'oggi, e nell'edizione del telegiornale di questa sera avremo ulteriori dettagli. Da Santa Maria di Sala è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. E sempre dal veneziano notizia appena giunta in redazione, perché un 27enne residente a Eraclea è rimasto vittima di un incidente nella notte, appunto tra domenica e lunedì, in zona Capiramia Jesolo. Il corpo è stato trovato soltanto nella mattinata di oggi, sarebbe dovuto tornare a casa nel corso della nottata ma non l'ha fatto. Il 27enne che ha perso la vita a causa di un tragico schianto mentre si trovava in sella alla sua moto. L'incidente in località, lo dicevamo prima, Capiramia Jesolo. La disgrazia si è scoperta solo questa mattina, quando alcuni operatori ecologici hanno segnalato la presenza di un motociclo in un canale. Sono scattati gli accertamenti fino alla terribile scoperta, con ogni probabilità, ma saranno i rilievi della polizia locale a spiegarlo, che sono ancora in corso. Si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Adesso a Vicenza per un'altra diretta telefonica con Carlo Inghilleri, madre e figlia ladre. Carlo, i dettagli? Buongiorno a tutti i telespettatori. Va a rubare insieme alla figlia minorenne e vengono denunciate tutte e due. Insomma, è proprio il caso di dire quando il furto è un affare di famiglia. Infatti una madre di 45 anni insieme alla figlia minorenne di 17, tutte e due di nazionalità marocchina e residenti a Vicenza, sono state denunciate per aver rubato cosmetici nel negozio OVS nel centro commerciale Palladio in strada Padana verso Padova. Secondo la ricostruzione della questura, la madre e la figlia avrebbero staccato le etichette antitaccheggio da 3 confezioni di fondotinta e da un rossetto, poi hanno nascosto la refurtiva dentro le loro borse e superato le casse senza far scattare l'allarme. Una dipendente del negozio però le aveva notate, le ha raggiunte nella galleria del centro commerciale e si è fatta riconsegnare la merce.
Poco dopo è arrivata una volante della questura che ha denunciato appunto madre e figlia per furto aggravato. Direi che da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghileri da Vicenza. Adesso a Borso del Grappa un vero miracolato, precipita con il parapendio, resta appeso ai cavi dell'Enel ma si salva. L'atterraggio non è stato di certo dei migliori, appeso ai cavi della media tensione dell'Enel rischiando di rimanere fulminato, mentre il suo parapendio lo ha lasciato sospeso nel vuoto. È accaduto ieri pomeriggio attorno alle 17 quando lo sfortunato sportivo ha perso il controllo della sua vela precipitando sui cavi e tranciandone di netto 3. Blackout sulla linea di illuminazione in via Caose a Semonzo di Borso del Grappa, dove si è verificato l'incidente che solo per un miracolo non ha avuto pesanti conseguenze sull'uomo. Tratto in salvo dai vigili del fuoco, rimasto sempre cosciente e accompagnato al pronto soccorso solo per precauzione dopo il forte trauma cranico. Ora ci spostiamo invece ad Asiago per la cronaca, ancora la puntura di una Vespa. Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la gita domenicale in montagna per un vicentino di 60 anni. In visita ai cimiteri militari inglese ed italiano di Val Magnaboschi, l'uomo è stato improvvisamente punto da alcune vespe che inavvertitamente aveva infastidito. L'uomo ha avvertito un forte fastidio e mentre partiva la chiamata al 118 da parte degli amici la situazione è precipitata. Le numerose punture di insetto hanno provocato al 60enne uno shock anafilattico. Solo il pronto intervento dell'ambulanza ha evitato il peggio. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Asiago, l'uomo si è ripreso ma è stato trattenuto in osservazione per tutta la notte. Altra vicenda che ha dell'incredibile sarà il gran caldo magari di questi giorni, ma una rissa pesantissima al supermercato per un posto auto. Il parcheggio trasformato in un ring, colpi bassi, schiaffi e pugni dopo gli insulti per un posto auto rubato. Un parapiglia scatenatosi sabato sera davanti a questo supermercato di via Giorgione a Quinto di Treviso e il bilancio del pestaggio è pesante. Un ferito trasportato d'urgenza all'ospedale e altri 2 più lievi medicati sul posto. Tutto è nato dalla sceneggiata di un giovane straniero, lì residente, che sostenendo come uno degli stalli fosse riservato alla sua abitazione ha affrontato con violenza gli occupanti di un'auto posteggiata proprio davanti al supermercato. E non è bastata la disponibilità resa dai 2 automobilisti a spostare il mezzo, perché a quel punto, e forse per una parola di troppo, si è scatenata la furia dello straniero che ha aggredito a calci e pugni i 2. Sul posto è arrivata un'ambulanza per soccorrere l'automobilista con il volto completamente insanguinato e una pattuglia dei carabinieri che sta ora ricostruendo l'accaduto. Ci fermiamo per qualche istante, poi vi racconteremo di quest'auto finita in acqua, tra l'altro di proprietà di un sub, ma non è servito a ben poco. A tra poco. Torniamo in diretta con la nostra prima edizione, l'informazione di Antena 3. Dicevamo dunque di questa auto finita in acqua, dimentica di tirare il freno a mano, la disavventura di un trevigiano. Subesperto ma molto distratto in fatto di guida è l'automobilista che sabato sera ha parcheggiato l'auto nei pressi del laghetto Antille a Monigo, periferia di Treviso, perché al momento di scendere per prepararsi a qualche immersione subacquea ha dimenticato di tirare bene il freno a mano e in pochi istanti ha visto la sua vettura muoversi e inabissarsi in acqua. Quando si è accorto di quel che stava accadendo era ormai troppo tardi, così il sub ha dovuto chiamare i sommozzatori, quelli veri, per un intervento che avrebbe volentieri evitato. L'operazione del gruppo sommozzatori di Venezia, del personale dei Vigili del Fuoco di Treviso con tanto di barca e autogru è stato possibile soltanto nella tarda mattinata di ieri, visto che nelle ore precedenti i soccorritori erano stati impegnati alla festa del Redentore a Venezia. Quando la vettura è stata finalmente recuperata dal fondale del laghetto, le sue condizioni erano disastrose, macchina da buttare, documenti perduti. E ora spostiamoci a Paese, frazione di Porcellengo, dove un monumento ai caduti della Grande Guerra pare ormai dimenticato da tutti. Edifici chiusi in degrado celano un giardinetto dove ci sarebbero anche presenze equivoche. Immagini sbiadite, infrante di un monumento dimenticato. È quello incastonato nell'edificio che guarda la piazza di Porcellengo di Paese, o meglio quello che rimane dell'edificazione chiusa e con porte e finestre murate da tempo. Una struttura di proprietà del comune che il mancato utilizzo sta portando inesorabilmente alla rovina e con essa la stele dedicata ai caduti della Grande Guerra. Nomi e fotografie che rischiano di scomparire o che in fondo sono già scomparse nell'indifferenza di molti. Ma non di tutti, visto che la segnalazione è arrivata alla nostra redazione con tanto di commento sul doppio monumento.
Uno moderno in metallo forgiato fa bella mostra di sé nella piazza rinnovata, l'altro, dimenticato, appare in tutta la sua tristezza a chiunque, e sono tanti, che transita davanti ogni giorno. Monumento, edificio, ma anche un giardino retrostante dimenticati, ma non da tutti, viste alcune strane presenze notate da chi ci vive attorno. Tra questi vialetti, ma anche pare all'interno di questo edificio disabitato, dove ci sarebbero altrettanti strani incontri, protetti proprio dalle facciate cadenti. Forse nei prossimi giorni un gruppo di cittadini si farà avanti col sindaco di paese per ottenere più sicurezza, ma anche più decoro per il monumento. Sindaco Francesco Pietrobon, che dal canto suo ammette che la proprietà dell'area è del comune, ma la manutenzione della stele spetta alla locale associazione combattentistica. Intanto le foto continuano a sbiadire, come il ricordo di chi, indica ironicamente la scritta sottostante, è morto con onore per la sua e la nostra terra. Ora parliamo di cinema, perché a Jane Fonda e Robert Redford saranno attribuiti i Leoni d'Oro alla carriera della 74esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La decisione è stata presa al CDA della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, su proposta del direttore della mostra del cinema Alberto Barbera. La consegna dei Leoni d'Oro alla carriera Jane Fonda e Robert Redford avrà luogo venerdì 1 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, al Lido, prima della proiezione fuori concorso del film di Netflix Our Souls at Night, diretto da Ritesh Batra, interpretato da Jane Fonda, appunto Robert Redford, prodotto da Redford e dalla sua società Wildwood Enterprises. Resta solo il tempo di ricordarvi quali sono gli ospiti questa sera di 20:10. Avremo Riccardo Barbisan della Lega Nord, fresco di nomina a quanto pare di regista per la futura campagna elettorale a sindaco di Treviso. Cercheremo di capire che cosa vuol dire, se deve essere lui insieme al segretario provinciale Coina a individuare il nome del futuro candidato per il centrodestra. Per il PD invece ci sarà Nicolò Rocco. Vi ricordo, i telegiornali tornano in diretta a partire dalle 18:30, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona giornata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Torna a prevalere l'alta pressione sulla nostra bella penisola e sarà una splendida giornata di sole anche sulle nostre regioni. Vediamo lo scenario previsionale iniziando dal Veneto. Bel tempo soleggiato e stabile ovunque, con cieli quasi completamente sereni o solo con qualche velatura sparsa sulle Alpi e sulle basse pianure. Vediamo anche le temperature che risultano essere in lieve aumento, massime tra i 25 e i 31 gradi, minime sui 13-21 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui avremo una splendida giornata soleggiata e stabile su tutti i settori, con cieli completamente sereni ovunque. Temperature massime tra i 27 e i 29 gradi, minime attese tra i 15 e i 17 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tanto sole e bel tempo ovunque, poche nubi sparse sulle Alpi di confine e sui rilievi nord-orientali del Trentino. Clima piacevole, estivo, con temperature massime sui 29-32 gradi, minime sui 14-13 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.